Ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Il centro di riferimento per i traumi amputativi dell'unità di chirurgia plastica del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo ha effettuato con successo il reimpianto di un braccio su una donna calabrese di 62 anni. L'intervento chirurgico, che è durato circa 10 ore, è stato seguito da un periodo di terapia intensiva per controllare lo stato generale e locale a causa dell'alto rischio di mortalità o perdita dell'arto associata a questi traumi. Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, insieme al quarto reparto volo della Polizia di Stato, sono intervenuti a Capaci per il recupero di un operaio rimasto sospeso a 90 metri da terra a causa di un malore. L'uomo di 50 anni e proveniente da Delia Nuova, in provincia di Reggio Calabria, faceva parte di una squadra di operai specializzati che stava lavorando alla messa in sicurezza della parete del Monte Raffo Rosso. Il nucleo investigativo dell'Arma dei Carabinieri di Catania, Squadra Lupi, ha arrestato un 23enne noto alle forze dell'ordine per possesso di droga con l'intento di cederla. Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato 2 pacchetti di plastica contenenti crack e cocaina nel cassetto del comodino della camera da letto del giovane e 3 grammi di marijuana dentro una caffettiera. Il riferimento allo scorrimento di liquami maleodoranti nel letto del torrente Caravelle già nei mesi scorsi, dopo le segnalazioni dell'amministrazione, precisa il sindaco di Riposto Enzo Caragliano, si è subito attivate all'esito di un sopralluogo nel confermare la minaccia del danno ambientale nel proprio territorio per la presenza di acque maleodoranti, ha accertato che i flussi idrici inquinanti provengono da Giarre. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle ore 20.